I friulani hanno inventato il salame ungherese. Au, gringos! Il salame ungherese ha origini friulane. Friuli e Ungheria facevano parte dello stesso impero austro-ungarico. Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento Budapest era meta di una migrazione intensa e cercava soprattutto manodopera come muratori, terrazzisti, piastrellisti, ma anche macellai e cuochi. In Friuli il periodo invernale coincideva con l'uccisione del maiale, rito collettivo e culturale. Il protagonista è il purcitar, il norcino, che ha il compito di macellare il maiale preparandone le carni. Tra i norcini più apprezzati in terra di migranza c'era un certo Giovanni di Budoia, che arrivò nella capitale nel 1850. Lavorava la carne nella sua abitazione per uso personale, gustandosela durante le pause sul posto di lavoro. Attirò l'attenzione degli altri lavoratori per il modo strano di confezionare il macinato. Il salame era una pietanza nuova, pressoché sconosciuta. In poco tempo i favolosi panini divennero richiestissimi. Assieme al suocero aprì un piccolo spaccio dove lavorare le carni dei maiali ungheresi. A partire dal 1863 l'azienda Lozzi divenne un salamificio ungherese. Nel 1896 vinsero un riconoscimento molto importante che gli valse la diffusione del prodotto in tutta l'area balcanica fino a Vienna, la capitale. Nel Novecento ormai tutti conoscevano e apprezzavano il salame ungherese.